Riprendiamo la lettura degli Atti degli Apostoli, capitolo 4, dal verso 23. Avevo in cuore questo passo già dai primi giorni della settimana. Quando poi il fratello Eligio l'ha letto venerdì, il primo pensiero è stato: Signore, grazie per la conferma. Poi mentre iniziava a parlare ho iniziato a pensare: ma se adesso dice le cose che volevo dire io, forse il Signore ha deciso di usare un altro strumento e usare altre espressioni per dirlo, ma non ha detto quello che voglio dire io, e quindi è stata solo una conferma. Tra l'altro ieri abbiamo avuto una riunione nazionale con tutti i pastori, una riunione di preghiera, perché abbiamo pensato come pastori che non si può chiamare a raccolta il popolo di Dio a pregare se non sono prima i pastori a fermarsi. Quindi simbolicamente ieri ci siamo fermati, abbiamo meditato la parola, abbiamo dedicato qualche momento di preghiera come pastori. E anche ieri è stato citato lo stesso passo, a ulteriore conferma. Atti 4 dal verso 23. Rimessi quindi in libertà, proseguiamo la lettura che ho iniziato prima, vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano dette. Udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Colui che mediante lo Spirito Santo ha detto per bocca del tuo servo Davide nostro padre: perché questo tumulto fra le nazioni e i popoli meditano cose vane? I re della terra si sono sollevati, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Proprio in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Signore, aiutami a condividere con i miei fratelli e le mie sorelle quello che hai messo nel mio cuore. Signore, trasforma, richiama, risveglia, salva, fa udire ben distinta la tua voce, Signore, in modo che nessuno qui, in questo luogo, possa dire: io non ho sentito. Aiutami, Signore, riempimi di Spirito Santo, perché siamo davanti alla tua parola e non alla parola di un uomo. Te lo chiedo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Mi è capitato di condividere con i giovani questo passo. Tempo fa il Signore mi ha fatto vedere in una luce nuova questa bella preghiera pentecostale, la preghiera degli apostoli con i discepoli, la preghiera di questo gruppo manipolo di persone illetterate che chiede a Dio, che invoca il nome del Signore. Noi abbiamo pregato, in questi giorni abbiamo invocato il nome del Signore, abbiamo creduto e abbiamo avuto nel cuore la certezza che nessuna parola che abbiamo speso davanti a Dio è stata ignorata. È la certezza meravigliosa che hanno i figli di Dio. Dio ascolta le preghiere. Abbiamo udito la voce dello Spirito Santo che comunicava al nostro cuore che noi siamo figli di Dio. Qui c'è questa preghiera
dopo l'esposizione di tutto il problema, adesso, Signore, considera le loro minacce, concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Gesù aveva anticipato ai suoi che la vita del credente non sarebbe stata una vita semplice, non sarebbe stata una vita di vittorie terrene, non sarebbe stata una vita di porte aperte ovunque andavamo. Piuttosto Gesù nelle sue parabole si espresse con la via stretta, con la perseveranza. E ce l'aveva detto: nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. E scopriamo che chi vuole essere approvato da Dio, presto o tardi risulterà non approvato dal sistema di valori di questo mondo. Voglio essere onesto. Quando si legge la storia della Chiesa, quando si legge la storia nella quale si è introdotto il cristianesimo, quando si leggono le decisioni delle chiese locali, territoriali, di zone, di certe nazioni, viene da dire: ma qui c'è molto di politico, qui c'è molto di combinato, qui c'è molto di ragionato, convenienze, compromessi per far andare le cose bene, pur con tutti i buoni sentimenti. E vi devo dire che è vero. È stato così, sarà così in qualche modo, gli uomini si mettono insieme, quando ragionano insieme sbagliano, con tutta la buona volontà, ci mettono del loro, e quando ci mettono del loro è un problema. Il problema, oltre a questo, è che quando noi ci mettiamo del nostro, quello che è più visibile agli altri è il nostro e non quello di Dio. Ma è anche vero che in ogni epoca storica è stata presente la Chiesa del Signore, la Chiesa invisibile, la Chiesa militante, la Chiesa dei riscattati, la Chiesa di quelli che davvero hanno creduto in Cristo come Salvatore e sono nati di nuovo. Oltre ogni contorno, oltre ogni incoerenza umana, nel cuore c'è stato un popolo e c'è ancora un popolo che si sforza di piacere al Signore. Ed è forse un popolo che non andrà mai negli annali storici. È forse un popolo che non sarà mai ricordato dagli uomini, ma è perfettamente ricordato da Dio, perché è il popolo di Dio. Ed è un popolo di eroi. È un popolo di combattenti. È un popolo che è così forte che è capace di rimanere in piedi davanti a ogni avversità. Questo è il popolo di Dio, perché nel cuore c'è lo Spirito Santo. E questo è davvero il popolo di Dio. Possiamo essere afflitti, possiamo essere perplessi, ma chi è veramente del Signore non può vivere una vita di mediocrità, di continua alternanza di alti e bassi, qualche prova, qualche scoraggiamento, ma il grosso della vita col Signore deve essere pieno, governato dalla pace di Cristo, perché Cristo è in noi. Il popolo di Dio non sprofonda nel pantano del peccato quando è in difficoltà. Il popolo di Dio non inizia a avere dubbi esistenziali, dottrinali o teologici quando va in crisi umana. Il popolo di Dio, quando è afflitto per un momento. Il profeta dice:
se ci hai afflitti per un momento, certo ci rialzerai. Il popolo di Dio è un popolo che cammina, un popolo che sta in piedi. Abbiamo ascoltato in una meditazione del mattino: non gioire, nemica mia, se sono caduto mi rialzerò, perché confido nel Signore. In prevalenza, in gran parte, il segno caratteristico del popolo di Dio, quello che è di Dio, quello che Dio conosce, è la forza, è la gioia, è la certezza che molte cose non le sappiamo, ma sappiamo che Dio rimane con noi. E questa preghiera è una preghiera che ha dietro non una preghiera, ma un'affermazione, una dichiarazione lapidaria, sicura degli apostoli. La rileggo questa preghiera. Adesso, Signore, considera le loro minacce, concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Sapete che cosa stavano dicendo qui i discepoli? Signore, noi non abbiamo paura. Questo stavano dicendo. Rileggete questa preghiera. Non è una preghiera che dice: Signore, abbiamo paura, dacci la forza, rialzaci, non sappiamo che cosa fare. Qui stanno dicendo: Signore, questa è la situazione, ti vogliamo dire una cosa: noi non abbiamo paura. Pertanto, considera le loro minacce, concedici non di risolvere i nostri problemi, non farci tremare il cuore, concedici franchezza. E non avevano chiesto una cosa che non avevano, perché se voi avete letto prima, abbiamo letto, così dice Luca, essi, il Sinedrio, vista la loro franchezza. Ce l'avevano già la franchezza, non gli stavano chiedendo: Signore, manco di questo, non ho questo, sono povero, sono misero, tremo, ho paura, non so se ce la faccio. Signore, noi non abbiamo paura. Pertanto, dacci franchezza e conferma con prodigi. Possiamo dire: noi non abbiamo paura? Chi ha il Signore nel cuore può dirlo. Dicevo prima che il popolo di Dio è un popolo di eroi. E se noi abbiamo ricevuto la chiamata a seguire Gesù, noi abbiamo la grande opportunità di inserirci nelle schiere degli eroi. Leggete Ebrei, capitolo 11. A un certo punto lo scrittore si ferma dall'elencare i nomi e dice: non c'è bisogno e non potrei neanche continuare con un elenco di nomi, perché il numero degli eroi io non lo conosco, ce ne sono migliaia e migliaia, e sono uomini e donne che non hanno paura. E noi siamo chiamati a far parte di questa schiera, che questa mattina, davanti a un mondo che ha paura, si tira fuori da questa strana, contorta, perversa mentalità che ci fa chiudere nella nostra vita, nella nostra casa, con la paura di tutto e di tutti. Sì, noi questa mattina ci tiriamo fuori e vogliamo dire al mondo, vogliamo dire all'avversario, vogliamo dire anche a noi stessi: io ho il Signore nel mio cuore, io non ho paura. Amen. Questo dice questa preghiera. Dissero in questa preghiera gli apostoli: Signore, noi non abbiamo paura delle opposizioni umane. Non ti chiediamo affatto che tu ci tolga gli oppositori. Non te lo vogliamo chiedere che tu ci tolga gli oppositori, perché noi non abbiamo paura dell'opposizione.
Ce l'hai già detto prima, eravamo già pronti, sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà. Non abbiamo paura, abbiamo accettato di seguirti, abbiamo fatto un patto con te, abbiamo detto che ti avremmo seguito ovunque, ti abbiamo visto morire sulla croce e poi ti abbiamo visto risorgere. Pertanto, se hai vinto la morte e ci avevi anticipato che ci sarebbero state opposizioni, se sono andati contro il Maestro, andranno contro i discepoli. Tu ce l'hai detto, noi l'abbiamo accettato. Signore, è inutile che ti chiediamo liberaci dalle opposizioni. Noi non abbiamo paura. Non abbiamo paura delle opposizioni umane. Non abbiamo paura di quelli che dicono che non crediamo a nulla, che ci siamo convinti della falsità. Considera le loro minacce, Signore, considerale tu. Noi non le consideriamo perché noi non abbiamo paura. Considera le loro minacce e vedi tu cosa vuoi fare. Vuoi salvarli, a te la gloria. Vuoi fare giustizia dell'afflitto e di chi ha subito l'ingiustizia? A te spetta la vendetta. Considera tu le loro minacce. Noi non abbiamo paura. Demandiamo a te ogni cosa. Il bene nostro è sapere che torniamo a casa o rimaniamo nella cella e possiamo ancora continuare a invocare il tuo nome. Molti lo faranno perché non l'hanno sperimentata. A volte facciamo la guerra con gli uomini, a volte facciamo confronti di idee, la mia è meglio della tua, la tua religione, tu non sai. Molti sono oppositori perché non hanno sperimentato. A chi sperimenta la grazia di Dio non parla più, non discute più, non ragiona più. Benedice il nome del Signore, che ha preso un uomo che era morto nei suoi falli e nei suoi peccati e l'ha reso vivente in Cristo Gesù. Gli oppositori sono oppositori perché non hanno sperimentato la grazia di Dio. Quindi non si sta parlando di guerra contro gli uomini, di guerra contro i nemici. Il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma è contro i principati e le potestà nei luoghi celesti. Quando l'avversario è riuscito a tenerci un'ora lontano dal Signore, abbiamo perso la battaglia. Ma questa mattina noi vogliamo dire, Signore, noi non abbiamo paura degli oppositori. Quanti credenti sono stati uccisi anche all'epoca degli Atti degli Apostoli, i martiri della fede, carcerati per l'Evangelo. No, noi li apprezziamo, li stimiamo, li teniamo a volte un po' lontani dalla nostra vita. Loro sono stati chiamati a una chiamata più decisa della nostra e hanno dovuto manifestare una fede poderosa per non venire meno, perché c'erano quelli con il mitra puntato, quelli che li hanno incarcerati, ma noi non siamo chiamati a questo. Chi l'ha detto? La differenza tra loro e noi è che loro non hanno avuto paura degli oppositori. Si sono arrivati alla morte. La morte però non li ha mai incontrati con la paura nel cuore. Forse sono morti nel corpo perché non hanno avuto paura. Ma lo stesso vale per noi. Questa mattina vogliamo dire agli oppositori della nostra fede, a quelli che vorrebbero, e forse anche il nostro cuore, il principale oppositore che dice: ma io, tutto sommato, voglio essere sincero con me stesso, non me ne è mai importato niente. Sì, andava bene seguire qualcosa un po' all'acqua di rose, ma noi abbiamo il privilegio di entrare nella schiera degli eroi del Signore. Di loro il mondo non era degno, dice lo scrittore agli Ebrei. E allora vogliamo dire: Signore, noi non abbiamo paura degli oppositori della fede, noi rimarremo fermi nella fede. Dice ancora questa preghiera: concedi franchezza. In altre parole, stavano dicendo: Signore, noi non abbiamo paura di alzare la voce. E questi giorni, questi mesi, stiamo sentendo delle assurdità. Stiamo sentendo delle favole che dicono che un vaccino sarà capace di far controllare la mente dai governanti. E queste voci, poi ce ne sono altre, ci sono quelli degli extraterrestri,
ci sono quelli della massoneria, ne stiamo sentendo, e gridano. Gli apostoli dissero al Signore: Signore, noi non abbiamo paura di alzare la voce, l'abbiamo già detto al Sinedrio e lo vogliamo confermare a te. Continua a mantenere franchezza nel nostro cuore, perché noi non abbiamo paura di dire che tu sei il Salvatore, che tu sei il Signore. Noi non abbiamo paura di mettere sempre il centro lì, noi non vogliamo edulcorare il messaggio, noi non vogliamo girarci intorno cercando che con cerchi concentrici piano piano ci avviciniamo sempre di più al centro, al cuore, e alla fine dopo 1000 cerchi diremo Gesù salva. Noi vogliamo continuare a dire che Gesù è il Salvatore. Non vogliamo confonderci, non vogliamo parlare di vaccini, non vogliamo parlare di mascherine, non vogliamo parlare di società, non vogliamo parlare di niente. Noi vogliamo dire l'unico messaggio che ci è stato dato, che c'è stato un solo nome che è stato dato per la salvezza, e quel nome è Cristo Gesù. Noi non abbiamo paura di alzare la voce, non sempre c'è in gioco la nostra vita, tante volte però c'è in gioco la nostra timidezza, la nostra vergogna, la nostra reputazione, il fatto che se apriamo la bocca e diciamo che Gesù è il Salvatore ci dicono: ma tu sei fuori dal tempo. Parliamo delle cose in comune, facciamo un ragionamento e poi vediamo. Noi non abbiamo paura di alzare la voce. Signore, concedici franchezza di essere discepoli, perché noi continueremo a parlare di te. Ci hai dato un nome che non è un'etichetta. L'abbiamo visto vivo davanti ai nostri occhi. Non ci prenderemo nulla per noi. Quell'uomo che voi avete visto paralitico e ora cammina è stato guarito non da noi, ma per le virtù di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete ucciso, ma Dio ha risuscitato. Noi non abbiamo paura di alzare la voce. Non abbiamo paura che dicano qualcosa di noi, in bene o in male. Noi continueremo a parlare. E vogliamo farlo, perché troppi parlano in questo periodo. Troppi dicono cose che non sono né fondate sulla base dell'emozione, sulla base del sentimento, sulla base delle loro paure. Ma noi abbiamo un messaggio che ci è dato da colui che ha vinto la morte. Noi non abbiamo paura di alzare la voce. Concedici franchezza, questo voleva dire. E poi c'è scritto: stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Sapete cosa vuol dire questa parte della preghiera? Vuol dire: noi non abbiamo paura di rimanere soli, perché se anche ci abbandoneranno tutti, Signore, tu ci farai sapere che tu non ci abbandoni. Ci farai vedere un miracolo, ci farai vedere un segno, anche se il Sinedrio dirà è falso, anche se il popolo ci tirerà le pietre e ci lapiderà, tu continuerai ad agire per farci sapere nel cuore, davanti ai nostri occhi, che tu non ci abbandoni. Noi non abbiamo paura di rimanere soli, perché tu sei con noi. Signore, opera prodigi, non per incantare il Sinedrio, non per stupire il popolo, ma per ricordare al nostro cuore che tu non ci abbandoni. Possiamo essere nel deserto, possiamo essere in mezzo a una folla, davanti ai paralitici. Quando tu operi, fai sapere innanzitutto al nostro cuore che non ci abbandoni. E gli oppositori, come abbiamo detto prima, non possono negare che tu sei con noi. Chi ha paura di rimanere solo? Chieda a Dio, che è vivente, che si manifesti nella sua vita, perché il Signore non ci ha mai lasciati soli. Noi non abbiamo paura di rimanere soli. Il popolo di Dio non ha paura di rimanere solo. Perché pensate che Gesù abbia fermato i suoi in Atti capitolo 1 dicendo: fermi qui, attendete la pienezza dall'alto? Perché pensate che io continui a chiedere che ognuno di noi ricerchi la pienezza dello Spirito Santo? Perché
pensate che sia indispensabile il battesimo nello Spirito Santo? Perché noi non abbiamo paura di essere soli se siamo ripieni di Spirito Santo. Possiamo rimanere confinati in casa nostra, nella stanza, come qualcuno è stato per un mese e più. Non abbiamo paura. Possiamo rimanere in una cella, da soli, abbandonati, traditi dai fratelli, condannati dalle autorità, con una reputazione infangata, che dicendo menzogne non parla della nostra fede, ma parla di corruzione e ingiustizie e cose per cui è degno che siamo condannati. Possiamo rimanere soli così, possiamo rimanere soli davanti anche alla morte. Noi non abbiamo paura. Dio produrrà un segno, un prodigio, un miracolo per farci sapere: non avere paura, figlio mio, io non ti lascio solo. Non devi avere paura perché non sei solo. Vorrei farvi degli esempi, ma è sufficiente la parola del Signore. Questa preghiera, che non è una preghiera piagnucolona, non è una preghiera scoraggiata, non è una preghiera di chi sta arrancando, di chi non ce la fa, di chi ha paura che non sa che cosa gli riserva. Ma questa preghiera dice solo una cosa al Signore: Signore, noi non abbiamo paura. Non abbiamo paura di rimanere soli. Non abbiamo paura di parlare, non abbiamo paura di avere delle opposizioni, perché tu sei con noi. E quando il Signore riceve non tanto la preghiera, ma questa dichiarazione del suo popolo, Dio risponde facendo tremare le mura e dicendo: mi voglio unire a questa schiera di coraggiosi per andare a mettere sottosopra il mondo. Questo è il popolo di Dio. E ognuno di noi questa mattina è invitato a introdursi nelle schiere degli eroi del Signore. Alziamoci in piedi.